Scatman's World. Veneziano, siamo tornati su Football Manager, siamo nella fase calda della stagione ragazzi, adesso abbiamo una sfida col Manchester United, il Chelsea, siamo a più 3 dal Chelsea, ma il Chelsea è una partita in più, se vinciamo andiamo a più 6, perché l'Arsenal ha perso contro lo Stoke, formazione stratitolare, la solita, tutti abbastanza in forma. Ho fatto qualche partita senza registrare in FA Cup che sono passato al quarto turno e la semifinale di andata di Capital One contro il Burnley clamorosamente ho pareggiato 1-1 all'andata, però nel ritorno che la registro, insomma, io spero di portare a casa la qualificazione alla finale. Ok, fioi, questa è una partita fondamentale. Vai ragazzi. Proviamo ad attaccare l'Old Trafford, non se lo aspettano secondo me. Fellaini, Song, Evans, Carrick, Fellaini, bravissimo De Bruyne che riparte, Jorginho, Lees, dai che vogliamo un Leeds sontuoso, che i nuovi proprietari svizzeri sono gasatissimi, sono stragasati i nuovi proprietari. Bruce Wayne Rooney, Fellaini, Valencia, Valencia se ne va, Valencia se ne va, Valencia, e Rooney va in gol dopo un minuto neanche. Gol del Manchester United subito. Ragazzi, per cortesia, stiamo attenti. Dai, fiori. Evans. Carrick. Madonna che male che abbiamo cominciato. Madonna che male che abbiamo cominciato. Evans. Rooney, attenzione, Van Persie, Van Persie, Van Persie! Grande Courtois. Young Ambigua. Pastore. Van Persie, Valencia, Valencia ancora, non ci siamo proprio, gol. Mamma mia, Pastore, 2-0. Incredibile ragazzi, non so cosa dire, 19 minuti disastrosi. Questa è veramente una sconfitta pesante, io ho paura che sarà dura rimediare perché non siamo mai entrati in campo. Ma guarda che roba, che cazzo di partita. Niente da fare, non so cosa fare sinceramente. Carrick, Carrick, Evra, Pastore, mamma mia fioi. L'Old Trafford è stragasato per questo risultato dal Manchester. Oh, finalmente, Beck, Evans, Beck, Ocampos, e ancora errore, sì, niente da fare, non riusciamo a fare neanche un'azione. Incredibile, incredibile, Valencia, Valencia, il tracollo Leeds, mamma mia. Mamma mia, che disastro. Che disastro, ragazzi, che disastro. Occhio Doria, Jorginho, De Bruyne. Oh, ma non riusciamo a fare un tiro. Don Not Parole, veramente. È uno dei più classici Don Not Parole comendiani. Valencia, Pastore, mamma mia. Che imbarcata, ragazzi, che imbarcata. Imbarcatas clamorosas. Che due mani qua, veramente, cioè, aggressivo. Mostratemi qualcosa di diverso, fioi. Vai. Dai, fioi, proviamoci almeno, proviamoci. Dai, fioi, manco un'azione, ragazzi, se sarei già contento. Niente da far, niente da far. Courtois, Vapacampi, Werner. Taffa. Cambiamo qualcosa comunque, ci sono tutti i coglioni. Mettiamo Gox. Boga, gol intanto, mamma mia, palo interno, incredible, incredible, palo interno dello United. Veramente è un assedio del Manchester. Io non so, non ho capito veramente cosa è successo quest'oggi, cioè non me lo so spiegare onestamente.
Total disastro, Courtois. Young Ambigua, Jorginho. Ma neanche così, vabbè, però neanche un'azione mi sembra un po' irreale, però dai, Fioi, cioè sveglia, cazzo, dai. Non lo so, neanche un tiro, cioè, mai visto gol, dai, gol, mamma mia, palo. 2-0 più due pari del Manchester, boh. Valencia. C'è neanche un tiro, neanche la squadra più scarsa del pianeta, cioè, Goxa. Goxa se ne va, Goxa se ne va, mettila in mezzo di testa, niente, non arriva neanche un tiro. De Bruyne, Jorginho. Vedi, non vogliono tirare, non si può tirare, Yagambigua. Vabbè, almeno un tiro è arrivato. Che rabbia però, che rabbia. Carrick. Van Persie, mamma mia. Quante partite emozionanti, ragazzi. Cioè, abbiamo il tutto per tutto, rischiamo, tanto perdere 2-0, 70-0 cambia poco. Non so cosa è successo oggi, veramente non me l'aspettavo proprio una sconfitta così pesante nella prestazione oltre che nel risultato. Beck. Beck bravo, niente invece, niente, 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 niente. Dai Liz, dai Giorginio. Doria. Ennesimo errore di una partita orrenda, porca miseria. Kerk, Van Persie, fuori di poco. Troppo brutti per essere veri, ragazzi. Ci può stare, però, in un momento della stagione magari che potevamo anche evitare, onestamente. Se la prossima col Chelsea non possiamo fallirla, se no perdiamo il primo posto. Dai, questa è l'ultima stagione della serie, cazzo. Dalla B alla Premier mi piacerebbe tanto portare la Premier League con la Leeds United. Ho già vinto abbastanza, comunque ho vinto tutte le coppe nazionali, però... dai che è finita, wow, dai, no 3-0, dai. Aia, fuori. È finita ragazzi, purtroppo è finita. Sempre più 3 dal Chelsea, ma brutto brutto risultato. Vai ragazzi, questa volta proviamo una tattica in contropiede dopo la delusione con lo United della partita disastrosa, confermata la titolare, perché comunque insomma cioè, sono sempre grandi giocatori, però stavolta proviamo di contropiede magari, giocando, anche perché il Chelsea è secondo, se perdiamo andiamo a pari punti. Aia. Mamma mia, che siamo in un momento brutto della stagione. Siamo in un momento brutto brutto. Verratti. Hazard, Heden, bravo Courtois. Dai Fioi. Sveglia perché bisogna cercare di fare almeno un punto. Almeno pareggiamola a sto punto. Liverpool in vantaggio sull'Arsenal. Liverpool 1, Sturridge, Arsenal 0. Liverpool 2, Fischer. Liverpool 3. Tiro, e c'è il gol! Oh Campos! Oh Campos la mette! 1-0 Leeds. Bravissimi ragazzi, stiamo calmi però che manca ancora un secolo chiaramente, manca ancora un secolo. Gol del Manchester anche Pastore. Stiamo molto attenti perché sappiamo che il Chelsea è una squadra che quando vuole può ripartire, anche se noi avevamo una tradizione abbastanza favorevole con il Chelsea di Mourinho. Occhio, Courtois, la lascia là, mamma mia William, gol. Madonna cosa ho sbagliato, mamma mia amata cosa ho sbagliato. Non ho parole per descrivere l'errore di Guammata. Dai, passa tempo, passa. Perfetto, godimento lento. Buona prestazione per il momento allo Stamford Bridge, Vai Fioi, Doria, Leeds. Courtois, rinvio di Courtois. Royce, il piccolo Royce. Azpilicueta, il piccolo Az, per il piccolo Verra, per il piccolo Flo. Mata. Attenzione Mandzukic, William, buttala via puttana merda, gol di Mandzukic.
1-1 del Chelsea, Mario Mandzukic, 15° gol stagionale, e vaffanculo. Quanti errori. Diciamo l'Arsenal perde 4-0 comunque, questo è anche positivo. Però veramente siamo in un momento non bellissimo della stagione, siamo in un momento un po' bacottiano, un po' cumendiano, un po' facchettiano proprio. Non preoccupate ragazzi, sono miei vaneggi, cioè, cercate di supportare il Cumendone in questi momenti difficili. Allora, vai, Royce, si è fatto cagare. Vediamo se il Gox si sveglia, anche Werner proprio niente. E basta, andiamo ragazzi. Ma non sono soddisfatto. Brutte prestazioni per il Leeds United. Stiamo giocando veramente di cacca. Sarebbe bello il gol alla fine a José. Mancano 5 minuti. Niente da fare, niente da fare. Anche Ocampos si è rotto alla fine, non ci credo. Non ci credo proprio all'ultimo secondo, ma porca trota. È entrata Rapt, ma ormai è finita la partita. Ormai l'è finita. Finisce qua ragazzi, 1-1, almeno un punto è arrivato. Oscar, 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 Oscar Lampard, Francuzzo, grande Courtois. Due trasferte difficili, un punto in due partite, non bene, però vabbè. 1-1, saliamo la classifica. Non ho niente da dire, vabbè, va a cagare. Siamo primi a un punto dello ragazzi, United, sempre mamma titolare, mia. Però entra Strootman al posto di Jorginho, quindi Strootman sicuramente è fondamentale per questa squadra. Poi si è fortunato Campos purtroppo, e quindi mettiamo il buon Boga, che ha fatto anche una stagione, non dico migliore, però la prima parte è stata sicuramente superiore. Siamo all'Elland Road contro il West Ham, Fioi, un solo risultato chiaramente, la vittoria, perché un punto in due partite con le big, adesso siamo solo a un punto di vantaggio sul United, non possiamo più fallire chiaramente. Offensivi, attacchiamoli, voglio la vittoria, li mettiamo un po' di pressione. Vai. Vai ragazzi, Leeds United, West Ham all'Elland Road. Il Leeds sta avendo un momento un po' così, ma va bene. Noble, Buga. Boga, attenzione, collazzo di Royce, Marco Royce, 1-0 subito. Subito il Leeds vuole dimostrare che è pronto per questo scudettone, cavolo, speriamo. Ah, tanto infortunio per Abel Aguilar. Abel, 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 Abel. Gary Hooper, fuori gioco di Gary Hooper. Dai tempo, passa, dai tempo, passa. Yangambi, Wallis, Strootman, De Bruyne, Royce. Royce bravissimo per Werner, Timo che è un po' che non segna, Timo, Boga! Adrian para. Dai ragazzi. Ventottesimo. Dai, il primo tempo se ne sta andando, però 1-0 solo. Non siamo in un momento stra mega incredibile comunque, Timo. Il piccolo Timo. Il piccolo Timo per back, dai Timo! Werner! Torna al gol, il campioncino. Bravi ragazzi, dai. Importante tornare a vincere dopo due prestazioni un po' così, sinceramente. Meritato vantaggio, meritato. C'è sempre margine per migliorare, però Fioi, c'è sempre margine per migliorare. Johnson. Marco Reus, papam, papam. De Bruyne è un po' stanco. Kevinone, lei è un po' stanco. Allora andiamo a mettere
Jorginho e ruba palloni. Perfetto. Cambia tattica, cambia tattica. Cambia tattica, dai, fio, 65esimo. Volevo proprio chiudere la pratica, dai, è già quasi chiusa, ma con un 3-0 sono più tranquillo. Dai, fioi, Kevinone, Lees, Jorginho, Werner, Timo. Ah, che peccato. Adrian va per i campi. Jorginho, grandissimo Werner, Timo, cosa ha fatto Timo? Pallonetto sublime. Leeds 3, West Ham 0. Vai di turnover. Goxa e Tarabt. Perfetto. Perfetto, grandissimo Leeds, grandissimo Leeds. Jordan Spence. Sarebbe bello magari una sconfitta dello United per tornare un po' più avanti, perché un punto è sempre pochetto, però io sono dell'idea che dopo questo momento un po' basso del Leeds possiamo tornare ai vertici e abbiamo buone chance di vincere il campionato a mio parere. Però è chiaro che è inesperiente, siamo giovani, non siamo abituati a queste cose, speriamo. Comunque grandissimo 3-0, molto molto bene. Mai sofferto, bella vittoria ragazzi. Un saluto da Commenda Veneziano, più 4 per il momento. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.